Sulla linea Mestre Adria non è cambiato niente, le corse non sono state potenziate e il servizio è rimasto tale e quale, eppure da qualche giorno i biglietti costano di più. La Regione ha approvato l'aumento del 15% sui treni regionali delle Ferrovie dello Stato e anche sulle littorine della storica Vacca Mora Mestre Adria, in gestione ai servizi territoriali. L'aumento va dai 15 centesimi per il biglietto Mestre-Oriago, passato da 1,35 a 1,50, ai 30 centesimi per Piove di Sacco, da 2,50 a 2,80. Una stangata vera e propria, tuona la CGIL, e per di più senza motivazione. Per i suoi 80 anni nel 2012, Vito Favero aveva tirato fuori la leggendaria maglia gialla conquistata al Tour de France del 58, dove era arrivato inaspettatamente secondo. L'occasione era un documentario nel quale Vito Favero si raccontava al giornalista Domenico Iannacone con la regia di Igor Francescato. Oggi Vito Favero se n'è andato per sempre, ha lasciato la sua vigna di Sarmede, moglie e figli, dopo aver combattuto invano contro la malattia. Oltre ai successi nel ciclismo, vissuto con l'umiltà e l'eroismo di un gregario, resta la limpidezza del suo sguardo, lo sguardo di chi ha cercato di fare sempre del suo meglio. Gli autovelox non perdonano. I vigili della Bassa Padovana li hanno lasciati in funzione anche al passaggio della prestigiosa Mille Miglia, la gara più bella del mondo. In particolare i Fotored di Solesino e Stanghella sono scattati più volte al passaggio col rosso delle varie Bugatti, Ferrari, Alfa Romeo e Isotta Fraschini, ma anche delle meno blasonate auto dei fotografi e giornalisti al seguito. La tappa padovana della Mille Miglia verrà dunque ricordata anche per le simpatiche missive del distretto di polizia locale Euganeo Estense, a meno che non si decida di annullare le multe.